They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I Doveva essere l'ultima chance per i lanciatori per ottenere la misura per partecipare agli italiani di Lucca ed invece si è trasformata in una vera e propria impresa. Allo stadio Colbachini di Padova la leggera nevicata notturna di domenica ha reso le pedane impraticabili, decretando l'annullamento dei concorsi del disco e del martello, mentre il giorno prima il vento siberiano ha reso quasi impossibile scagliare i giavellotti con precisione e sicurezza. Tra i delusi anche Elena Sorrentino di Assindustria Sport, a lungo ferma nella scorsa stagione per un'operazione al crociato. Bisogna scaldarsi molto bene, almeno un'ora prima credo, e poi stare più riparati possibile e basta, tenersi caldi mentre aspetti il tuo turno. Stiamo lavorando sul rinforzo dei muscoli, sulla forza generale, poi la tecnica del lancio, facciamo 3 volte a settimana e 5 volte gli allenamenti. Per questa volta penso che non ce l'ho fatta, però spero in quelli estivi di rifarmi e di stare meglio e riprendere bene. E se Elena ha mancato la qualificazione, una sua compagna, grazie al lancio ottenuto nella prima fase di Montebelluna, è certa della propria partecipazione. È andata abbastanza bene, speravo qualcosa di più, però insomma come risultato in vista degli italiani era sufficiente, visto dopo il tempo di oggi ho deciso di non gareggiare, però spero insomma che gli italiani di poter far meglio insomma nella misura che ho fatto a Montebelluna, perché 47 insomma è abbastanza sotto il mio personale. Per Maddalena ha già una bella carriera alle spalle in ambito giovanile. Ora che è cresciuta e le cose si fanno più difficili, l'obiettivo più importante resta la misura. Il mio obiettivo principale sarebbe fare il mio personale, che l'anno scorso non sono riuscita a fare un po' per motivi soprattutto fisici. Spero quindi insomma di restare in salute e non avere nessun tipo di acciacco per potermi allenare bene durante l'inverno, in modo che quest'estate magari insomma di fare il mio personale, perché da un po' che non lo faccio. E se tra le donne per ora solo la Purgato è sicura della qualificazione, tra i giavellottisti le cose vanno un po' meglio. Qui oggi abbiamo ospiti importanti perché c'è Leonardo Gottardo che prova a fare una misura importante, ma la situazione atmosferica non è certo delle ideali, e abbiamo anche Fente che ha già fatto un 66 nella prima fase, però sono nostri ma gareggiano fuori regione. Ecco, i giovani di oggi saranno sicuramente Fraresso e Denadai gli atleti sicuramente da seguire. Purtroppo l'inverno gelido di quest'anno non ha consentito di ottenere grandi misure e al nord gli atleti spesso sono più svantaggiati, ma grazie alla nuova formula della FIDAL potranno ottenere la misura di qualificazione anche in altre regioni. E il recupero della gara per martellisti e discoboli è in programma domenica 19 febbraio. Chi ha gareggiato in gennaio nel Lazio ha gareggiato con condizioni ideali, e come anche nel sud Italia. Adesso anche loro sono nella nostra stessa condizione, però noi nel nord siamo sicuramente penalizzati. Io addirittura so adesso che in Piemonte non avevano sedi disponibili, cioè agibili, perché come faranno? Entro sabato bisogna fare la misura, quindi sì, non è facile.